Quarta ed ultima parte del romanzo breve Il diritto divino applicato ai popoli e alle nazioni. Ci siamo lasciati, nella terza parte ci siamo lasciati con questa frase. Se si vuole distruggere un sistema disetico non è necessario contrastarlo ad ogni piè sospinto. Basta costruire un sistema nuovo che funzioni palesemente meglio ed in maniera etica, di modo tale che alla gente sia evidente il fatto che il sistema precedente risulti obsoleto. Quarta parte. Alla fine della discussione si decide che è finalmente arrivato il momento di stampare moneta popolare al portatore, di proprietà del popolo sardo. Un intervento è stato particolarmente apprezzato perché ha spiegato nei dettagli il metodo più sicuro per immettere nel circuito sociale sardo la moneta nazionale. Inoltre è stata spiegata la semplice e geniale modalità per inverare la moneta, di modo tale che venga immediatamente riconosciuta sia dalla popolazione sarda e anche dai fantomatici mercati finanziari. Qui non si tratta di possedere geniali intuizioni, ma di prospettare e adottare soluzioni atte a liberare il popolo sardo da ciarpami estranei voluti da gente che non ama né il popolo né nessun individuo presente sulla faccia della terra. L'ho detto altre volte, il mondo è dominato dai peggiori figli di puttana mai apparsi sul pianeta Terra, con tutto il rispetto per le prostitute che fanno un lavoro sicuramente più onorevole di quello che fanno questi fetenti. Il governo provvisorio sa che la Terra è il pianeta della ridondanza, i beni che distribuisce sono ampiamente sufficienti alla totalità della popolazione planetaria e se solo le fetenzie la smettessero di giocare a nascondino con le risorse planetarie, di ammalare la gente, di condizionarla con mantra naturali, di usare la moneta per scopi egoistici, questo pianeta risorgerebbe a nuova vita. Ergo è indispensabile che ogni nazione, ogni popolo si doti della sua moneta sovrana e abbandoni le monete private, strumento di tortura. Lo Stato italiano ha ratificato con la legge del 25 ottobre 1977, denominata col numero 881, riferita all'articolo 10 della Costituzione, il patto internazionale relativi ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966. Tra le altre affermazioni è da mettere in evidenza le seguenti frasi. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. Per raggiungere i loro fini tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza ed è quello che pressappoco sta avvenendo oggi. Ci stanno privando dei nostri mezzi di sussistenza. Per raggiungere i loro fini tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze, delle proprie
risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica e internazionale. Gli Stati parti del presente patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite. Va da sé che l'adozione di moneta sovrana di proprietà del popolo che fa parte della nazione di riferimento è pienamente legale oltre che legittima. E allora la strada è solo una stampa e diffusione di moneta popolare. Dopo il passo fondamentale di trasferire cultura e giuste informazioni alle genti sarde, si adotterà questo secondo provvedimento economico-finanziario per dare ristoro ad un popolo depredato per millenni. Inutile dire che, se si raggiungerà lo scopo, pur con i tanti rischi di incolumità personale di chi si espone per la realizzazione della serenità almeno economica dei sardi, sarà un esempio imprescindibile di decolonizzazione intelligente e di autodeterminazione concreta. L'istituzione dello Stato di Sardegna sarà a questo punto solo una conseguenza. Per una volta i sardi, o almeno quelli che hanno neuroni in testa, dovranno fare quadrato intorno al governo provvisorio e proteggerlo da ingerenze esterne. Nessun fronte o movimento di liberazione nazionale potrà ottenere risultati se non ha l'appoggio della gente che rappresenta. Buona libertà a tutti. Tutti i diritti sono riservati all'autore Mariano Avis. Questo è un romanzo breve dedicato alla memoria del patriota, il grande dottore Meloni, ucciso dallo Stato italiano mentre forniva giusti e coraggiosi esempi di autodeterminazione sia individuale che collettiva. A chi dice che quanto esposto è impossibile da realizzarsi, rispondiamo che solo i visioneri scambiano il mondo. Gli omologati al sistema dominante potranno al massimo vivere una vita tranquilla, senza rischi, in beata serenità, potranno circolare liberamente nel recinto costruito per loro e potranno anche votare.